Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, benvenuti nello studio di TV7 Match, benvenuti a questa puntata del nostro appuntamento del venerdì sera. Di cosa ci occupiamo questa sera? Ci occupiamo del secolo scorso, del 1900, un secolo particolarmente cruento, segnato da importantissimi genocidi, milioni di morti, e segnato anche da una corsa all'armamento nucleare, anche questo particolarmente importante, di cui si stanno sentendo ancora adesso, si sente ancora adesso gli effetti, dei quali non siamo ancora usciti dal problema nucleare. Professor Casen, allora, una puntata particolare questa, lo possiamo dire? Sì, è una puntata particolare perché c'è una coincidenza storica, quindi lo vedremo anche nel memorandum. Parliamo della guerra atomica, ma parliamo anche della Shoah e della memoria. Prendiamo l'occasione della Shoah per non parlare soltanto di quell'evento, ma prendiamo l'occasione per parlare di tutti gli eventi che hanno segnato la nostra epoca, il secolo scorso, che è stato il secolo più sanguinario in assoluto di tutta la storia, perché tra guerre, conflitti, morti naturalmente in battaglia e invece vittime civili, parliamo di centinaia di milioni di morti. È triste, ma è importante ricordare, perché i giovani spesso non sono aggiornati su quello che l'uomo ha fatto nel secolo scorso, e dalla storia si può imparare a avere ammonimenti per non ripetere gli stessi errori e soprattutto non cadere negli stessi inganni ideologici che è caduto all'umanità nel secolo scorso. Certo, allora, come di consueto noi apriamo la nostra trasmissione con la ricorrenza storica, ma i telespettatori a casa questa sera nello studio di TV7 Match abbiamo degli ospiti che ci aiuteranno ovviamente ad affrontare questi temi. Inizio a presentarvi il mio ospite che ho alla sinistra, Giuliano Pisani. Buonasera professore, grazie di essere qua. Lei è stato il promotore, lo possiamo dire, no, della cittadella della memoria, del Giardino dei Giusti del Mondo a Padova. Sì. È così, no? Grazie, buonasera a lei. Al suo fianco abbiamo Marco Toson, console onorario dell'Ucraina nel nord-est, no? Veneto, Triveneto. Buonasera anche a lei. E salutiamo anche il professor Lorenzo Fellin. Buonasera professore. Buonasera a tutti. Già presidente del centro ecumenico Soloviev e poi anche dell'istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti di Venezia. Grazie anche a lei di essere qua. Allora, dicevo, noi abbiamo ormai questa abitudine di presentare delle ricorrenze storiche. Allora, abbiamo la nostra sigla di questa rubrica Memorandum, la vediamo assieme. Memorandum, storia e memoria. 27 gennaio 1945. I soldati dell'Armata Rossa varcano i cancelli di Auschwitz, svelando al mondo gli orrori dei campi di sterminio nazisti. Allora, eccoci qua, allora, come si diceva, una ricorrenza che poi nel 2005 è diventata, con un pronunciamento dell'ONU, la giornata della memoria, il 27 gennaio, appunto per ricordare l'Olocausto. Noi lo vogliamo introdurre con questo filmato e queste parole, vediamo. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango
che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole. Scolpitele nel vostro cuore, stando in casa e andando per la via, quando vi coricate e quando vi alzate. Ripetetele ai vostri figli. Ecco, così vogliamo introdurre questa pagina terribile della nostra storia e ricordarla con le parole di questa poesia di Primo Levi, Se questo è un uomo, la voce di Arnoldo Foà. Allora, una frase particolare, no? Meditate, ricordate che questo è stato e ripetete queste parole ai vostri figli. Giuliano Pisani, inizierei da lei. Sì, proprio bisogna meditare su quello che è stato e bisogna farlo con, diciamo, il massimo rigore, anche rigore storico. Per esempio nell'introduzione, quando si dice che l'Armata Rossa, abbattendo i cancelli di Auschwitz, ha svelato al mondo, devo dire che il mondo sapeva già e quindi non si doveva attendere il 27 gennaio per sapere. Sapevano, abbiamo ricostruzioni storiche molto precise su questo. Casomai dobbiamo chiederci perché non si sia trovato il modo di intervenire per bloccare quello che stava succedendo, ma insomma mi pare del tutto evidente, ma non è questo che lei mi chiedeva. Allora, 80 anni fa abbiamo avuto le leggi razziali, certo, che 1938. sono state di fatto, come dire, un lungo prologo che poi dopo l'occupazione nazista del nostro paese, dopo l'8 settembre, a Padova il 10, insomma in tutta Italia più o meno in quel giro di giorni, tutta l'Italia che non era ancora stata liberata, è avvenuta a partire dal 16 ottobre del 43 a Roma la deportazione di tanti nostri connazionali di tradizione culturale, di religione ebraica, che sono stati in un numero di circa 8.000 assassinati volgarmente, bambini. Dobbiamo capire questa cosa, noi ci occupiamo dei giusti, come si ricordava prima, perché c'era in una campagna ferocissima di propaganda, c'erano poche possibilità di districarsi e di capire esattamente da che parte stare. Venivano additati questi ebrei come grandi nemici dell'Italia, come subdoli e corruttori, insomma. Quindi c'era anche una campagna di informazione, anzi di disinformazione, no? Di informazione, che era disinformazione, no? Propaganda, quindi di fronte a questa propaganda feroce, riuscire a mantenere libera la propria coscienza, riuscire a capire da che parte stare e dove. Si potevano prendere 5.000 lire facendo una denuncia e si finiva nei campi di concentramento o si finiva semplicemente nel nulla se si proteggeva qualcuno. E quindi questo noi abbiamo il dovere di continuare a insistere per comunicarlo. Certo, certo. Console Toson, noi parliamo di numeri, prima il professor Casa ne ha parlato. Sono milioni i morti, no? I morti dell'Olocausto, ma poi parleremo anche degli altri stermini, diciamo, magari di cui si parla meno. Ma ecco, questi numeri, questi milioni, non rischiano di, come dire, forse non banalizzare quanto avvenuto, però si perde il senso dell'individuo forse, no? Cioè la singola persona, questi milioni di morti sono persone che avevano una famiglia. Assolutamente. Intanto ringrazio per l'invito di questa sera.
perché ha fatto una cosa grande di poter mettere insieme l'informazione su diversi genocidi che sono avvenuti. Si ricorre il 27 gennaio quello degli ebrei, ma a novembre ricorre l'Holodomor. L'Holodomor significa morte per fame, morte per mancanza di qualcosa. Cioè nel mondo sono avvenuti diversi genocidi che tanti non sono al corrente, non sono conosciuti. E molto prima di quelli degli ebrei, quindi nel 32-33, questo dell'Ucraina, è stato un genocidio importante e che, come dice lei, ci sono milioni ma coinvolgono tantissime famiglie. Io ho conosciuto le famiglie, i discendenti di queste persone che ancora ricordano la nonna che è mancata, il nonno che magari è sopravvissuto, e ancora da bambini hanno portato con sé praticamente questo dolore, questa afflizione praticamente di cosa è successo. È stato veramente una cosa incredibile, perché per motivi di potere, non tanto di religione, ha soppresso milioni di persone. Parliamo di 7 milioni di persone. Tornando a quella che era la mia domanda, sì. No? Dico, quando presentiamo questi avvenimenti e parliamo di questi numeri, così non c'è il rischio di perdere, come dire, no? il senso dell'individuo, il contesto. No? Noi, come diceva prima Primo Levi, voi che state nelle vostre case calde, si perde il senso per la quantità di gente che è avvenuta, si perde il senso della sensazione della persona. Certo, professor Casen, prima il professor il professor Pisani diceva che sono stati dei fatti che sono rimasti nascosti ma che si conoscevano. Allora perché non se ne è parlato prima? Le motivazioni per cui non si è parlato sono tantissime. Perché per esempio nell'esercito americano poteva essere controproducente perché poteva demotivare gli stessi soldati americani, questa era una delle motivazioni per cui è stata scelta questa strada. D'altro canto ci fu addirittura una riunione di tutti i paesi, tra virgolette, liberi, che non avevano ideologie razziste, e si cercò di convincere i rappresentanti di questi paesi di accettare i profughi ebrei che venivano perseguitati. Non ci fu un solo paese che disse di sì. Cioè, se pensiamo alla mentalità nostra di adesso di accoglienza di persone che scappano dall'Africa, dall'Asia, eccetera, e invece con tutte le problematiche anche socio-economiche che si tirano dietro, invece non venivano accettate delle persone che avevano tutta la loro dignità e erano soltanto perseguitate politiche, quindi c'era una ragione fondamentale per essere ospitate. Il discorso era molto complicato perché si sarebbe andati contro a una certa visione della razza e della religione anche da parte di alcuni dei grossi gruppi cristiani che naturalmente vedevano le cose in un'altra maniera. Lo stesso Papa, che era allora Pacelli, non fece nulla, anzi nascose la famosa enciclica dove il suo predecessore, quindi siamo nel 1939, Pio XI, fece un'enciclica contro il razzismo dichiaratamente, e perché considerava che i patti lateranensi e il concordato uno firmato con Mussolini, i patti lateranensi, e il concordato firmato con Hitler non venivano rispettati. C'è una strana coincidenza, muore Pio XI, l'ultimo a visitarlo è
un certo professor Petacci, il padre, dopodiché sono già state stampate una sintesi di questa enciclica e viene praticamente obliterata e Pio XII riterrà inopportuno prendere posizione contro un certo tipo di andamento che il nazismo e il fascismo stava prendendo da un punto di vista anche razziale. A scrivere questa enciclica è un certo sacerdote Lefarge, che è un gesuita, che viene dagli Stati Uniti. Lui conduce una testata giornalistica cristiana e quindi viene in Europa perché ormai si percepisce che c'è aria di guerra e siamo nel 1937. Viene chiamato appositamente, quando arriva a Roma, viene chiamato appositamente in segreto da Pio XI, quindi Papa Ratti, e gli chiede, siccome questo Lefarge ha scritto un testo molto interessante sul razzismo negli Stati Uniti, e quindi dice: ho letto il tuo libro e tu dovresti scrivere un'enciclica. E naturalmente Lefarge dice: sono pontefice, non sono in grado perché io non sono un teologo. E allora lo manda a Parigi, lo accompagna con altri 3 sacerdoti che di teologia ne sapevano, e quindi stendono questa enciclica contro il razzismo. Viene consegnata al generale dei Gesuiti, la quale la trattiene per tempi molto lunghi e non si capisce perché. E allora finalmente il Papa si rende conto che non è in possesso, cioè Lefarge è già tornato in America, si arrabbia, e quindi il generale dei Gesuiti porta questa enciclica, lui incomincia a correggerla e la anticipa in una riunione di suore e di vescovi circa una settimana prima. Poi lui aveva una salute un po' claudicante, e però diciamo che si ammala improvvisamente e viene praticamente escluso dal mondo esterno, perché c'erano altri cardinali e vescovi che volevano contattarlo, ma non riescono perché viene completamente tagliato fuori fino alla sua morte. E questo sarà una dichiarazione di Tisserand, il cardinale Tisserand francese, che a quell'epoca era a Roma e che voleva assolutamente vedere il Papa perché aveva delle cose molto importanti, tra le quali questa, e non riesce a contattarlo. Viene a sapere che il Papa è morto solo la mattina successiva, quando ormai non c'è più niente da fare, e lui lo dichiara a Paris Match circa 1970. C'è un articolo dove c'è questa intervista e lui accenna a questo fatto. Quindi le cose si sapevano, ma venivano riportate. Attenzione, questa forma di persecuzione era fatta anche nei confronti di altre etnie, per esempio i polacchi. Auschwitz viene costruita per l'annientamento della popolazione polacca. Solo successivamente Hitler si rende conto che si sta disarmando, dice: meglio mandare i polacchi a Stalingrado, che è meglio che li ammazzino i sovietici piuttosto che li ammazziamo noi, e utilizza quello spazio organizzato molto bene, come vedremo, e quindi ma in quel periodo ben cinque vescovi polacchi vengono uccisi dai nazisti, e dal Vaticano non si sente niente. Quindi voce. C'è una situazione che gli storici, se si impegnassero un attimino di più, potrebbero scoperchiare, perché la storia raccontata per battaglie o per guerre, per date o per grandi eventi non si capisce. E allora il contesto, per esempio economico, del razzismo è fondamentale, perché addirittura c'è un'inchiesta ad Auschwitz e il direttore è Hoss, che poi verrà processato a Norimberga,
perché tutto quello che trova, le somme sono ingenti a quanto sembra, non lo manda tutto a Berlino. E quindi a Berlino dicono: come mai arrivano poche risorse da Auschwitz, da tutto quello che viene spogliato da questa povera gente che viene mandata al macello. E naturalmente l'inchiesta c'è, viene condannato, poi viene riportato al suo posto perché era un impiccato a Cracovia. Sì, ma poi diciamo, il regime nazista lo solleva dall'incarico, sì, certo. Poi lo rimette nel suo incarico perché è talmente bravo che uno così non se ne trova, e di conseguenza tutti questi fatti vengono anche a conoscenza del Vaticano, del Papa, di Churchill, di Roosevelt, lo sanno. Perché non è stato fatto? Bisognerebbe ricostruire il contesto storico di quell'epoca, e allora riusciremo anche a capire che la gente, nonostante siano passati solo 70 anni, non pensava come pensiamo noi adesso. L'uomo nel tempo cambia la mentalità. Lo vediamo anche i nostri figli, oggi alle prese col telefonino, hanno un modo di concepire la vita che è rivoluzionario rispetto al nostro, buono o cattivo che sia. Certo, professor Fellin, allora, dalle leggi razziali al fatto che non se ne è parlato, diciamo, tra virgolette, o comunque se ne è parlato soltanto dopo, la disinformazione, una sorta anche di omertà, no? Anche da parte di chi magari è sopravvissuto ai campi di concentramento. Sì, certamente, la mia opinione personale, ovviamente c'è sicuramente stata una sorta di omertà. Non sono uno storico, per cui concordo con quello che dice il professor Casen, che forse bisognerebbe però anche approfondire se in qualche caso ci sono dei perché in buona fede perlomeno di questa omertà, oppure se veramente è pure semplice omertà, o peggio ancora convenienza economica. Ecco, questo io dico bisogna lasciare agli storici questo. Mi pare che anche l'apertura adesso degli archivi vaticani, per esempio, per quanto riguarda i temi toccati dal professor Casen, potrebbe dare delle risposte su questo, perché sono passati 50 anni e quindi non mi ricordo se già Giovanni Paolo II o comunque sicuramente Francesco non ha dubbi sul fatto che la Chiesa Cattolica non possa nascondere nulla di questo, e che gli storici possono avere accesso a quei documenti, secondo me. Ecco, e auspico che questo avvenga non solo per questo della Shoah ovviamente, ma per la sfilza di genocidi che ci sono stati nella storia, prima ancora di quello della Shoah c'è, come ha ricordato il console, l'Holodomor ucraino, ma prima ancora c'è stato quello degli armeni nel 1915, recentemente abbiamo avuto quello del Ruanda. Io credo che comunque la cosa importante sia quella che ha detto Pisani prima, che dobbiamo fare noi adesso ogni sforzo perché non si perda la memoria. Ecco, io ho molti contatti con l'est europeo, con la Russia in particolare, e rabbrividisco alle volte nel rendermi conto, nel prendere atto che i giovani nati dopo l'89 non sanno nulla dei gulag, della repressione, cose di cui quelli della mia età invece se ne sono occupati, e a fondo nel mio caso, per esempio. Certo, ecco, certo. Per cui è un racconto che non abbiamo il diritto di lasciar perdere nell'oblio della storia. Certo, professor Pisani, prima di cambiare argomento, l'importanza della scuola qui. Sì, ci sono secondo me alcune cose importanti da dire, lasciando poi agli storici, come veniva detto molto bene prima, l'approfondimento, la ricerca e l'approfondimento. Per esempio il senso di responsabilità, questo dobbiamo averlo molto chiaro. L'Italia nella Repubblica Sociale
Repubblica di Salò, eccetera, ha avuto gravissime responsabilità e non devono essere minimamente minimizzate. Per esempio in Francia, fuori dalle scuole, ci sono le targhe che ricordano come in quelle scuole ci fossero allievi ebrei che furono portati alla morte. Con una formula, dal 2005 esiste questa possibilità, prima c'è stato un enorme dibattito, quindi pensiamo dal 1945 al 2005, la formula dice con la complicità attiva del governo francese di Vichy. Ecco, noi questo diciamo, approfondimento e questo tema non l'abbiamo assolutamente ancora affrontato. Poi dicevo il senso di responsabilità, ci sono state un'intera nazione, la Bulgaria, e un'altra intera nazione, la Danimarca, che non hanno visto un solo ebreo finire vittima delle deportazioni, eccetera. Quindi vuol dire che volendo si poteva fare, o si poteva fare di più. Questo è fuori discussione. Per quanto riguarda gli accenni al Papa, Papa Pacelli, mi sono molto interrogato su questo, perché voi sapete che a un certo punto Hitler diede ordine di arrestare il Papa e questo ordine non fu eseguito da Kesselring e nemmeno da Kappler. Diciamo così, una giustificazione al suo silenzio potrebbe essere data dal fatto che nelle comunità cattoliche, nelle parrocchie, nei conventi erano nascosti moltissimi, non solo ebrei ma anche prigionieri dopo l'8 settembre. E quindi noi ci ricordiamo per esempio come a Padova, nella Basilica del Santo, operasse padre Placido Cortese, e come padre Placido Cortese fosse a un certo punto, per eliminarlo, chiamato fuori dal contesto, e quello era Vaticano. Sì. Quindi se ci fosse stata una chiarezza di una complicità del Papa, non si sarebbero certo arrestati davanti a una chiesa, viste le atrocità e le infamie compiute non solo nei campi di sterminio, di concentramento, ma pensate nelle rappresaglie, che sono state condotte sugli Appennini, ad esempio, con intere popolazioni sterminate. Poi per quello che riguarda, mi taccio subito dopo, io non ho mai pensato che il grande numero faccia impressione. Quando noi diciamo 100 milioni di morti, io vi dico una bambina di 7 anni che faceva la seconda elementare e che era qui di Padova e che è stata portata a morire ad Auschwitz. Ci fa impressione o no? Certo. Quindi. Era quello che dicevo prima, la banalizzazione che può indurre il grande numero. Allora, adesso dobbiamo andare in pubblicità, il tempo come sempre scappa via veloce. TV7 Match, ritorniamo subito dopo il break e parleremo allora di un altro genocidio che, anche se non viene ancora riconosciuto come genocidio, tra poco.